Carlo Bramezza è il nuovo direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana. L'annuncio, molto atteso in tutto il territorio di competenza dell'azienda sanitaria, è arrivato durante la conferenza stampa straordinaria del presidente della regione Luca Zaia. Bramezza arriva a Bassano del Grappa dopo un'importante esperienza alla guida dell'ULSS 4 del Veneto orientale e la sua nomina è la conferma dell'attenzione da parte della regione verso l'azienda pedemontana. La 7 della Pedemontana ci va il dottor Carlo Bramezza. Eccolo. È un NULS che è un NULS. Si deve sentito, è un NULS che è un NULS, che ha senso di esistere. Il dottor Bramezza ha già un ospedale pronto da inaugurare a Gasiano, finito. Ce n'è un altro che è una perla, che è Sant'Orso, che è nuovo, che è da elettrizzare. Un territorio complesso nel quale è stata creata una sanità d'eccellenza che fa del San Bassiano un faro. Perché noi crediamo in questa ULSS e poi c'è Bassano che completa il territorio. Quindi veramente al dottor Bramezza in bocca al lupo